zona bianca anche la prossima settimana, ma le percentuali di ricoveri in area non critica sono i limiti del cambio di colore Zaia. Se tutti fossimo vaccinati ora in terapia intensiva ci sarebbero solo 22 pazienti. Si era vantato alla radio di essere andato al supermercato con 38 di febbre. L'irriducibile Novax, spesso ospite della Zanzara Radio 24, ricoverato in terapia intensiva a Verona. C'è un'indagata a Vicenza per la morte di Michele Merlo, il 28enne di Bassano, ex concorrente di Amici, morto il 6 giugno scorso. La famiglia speriamo osserva a ottenere risposte chiare. Astra ancora sotto shock la famiglia dell'imprenditore della calzatura vittima dell'assalto armato dei banditi. Il sindaco, una banda malavitosa organizzata, gli investigatori a caccia dei malviventi. Furgone si schianta contro una bisarca, un altro incidente grave in agguato tra San Stino di Livenza e il nodo di Porto Gruaro, ennesima giornata difficile per il traffico. Si sono finti vaccinati in attesa, poi si sono alzati in piedi e si sono esibiti per mezz'ora a sorpresa tra lo stupore degli utenti e la commozione degli operatori dell'hub vaccinale di Marghera, il grazie del coro della Fenice ai sanitari. Ieri sera X Factor, il terzo posto della band di Cornuda, arrivata alla finale dopo un percorso al quale in pochi credevano. In paese il grazie della comunità che si è emozionata per i giovani artisti. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque il Veneto vivrà un'altra settimana in zona bianca, non c'è stato il passaggio di fascia, ma quella che andremo ad affrontare potrebbe essere l'ultima settimana prima della fascia della zona gialla. La prossima settimana il Veneto sarà ancora in zona bianca. Ad annunciarlo in tarda mattinata il presidente Zaia. Evitato il passaggio di fascia grazie all'area medica che non ha ancora superato la soglia del 15% di occupazione, al momento ferma all'11%. Il governatore, nell'analizzare i dati dei contagi, quasi 4.000 in Veneto nelle ultime 24 ore, evidenzia come su 131 ricoverati in terapia intensiva il 78% sia composto da pazienti non vaccinati e il 22% da immunizzati. Ipotizzando, continua Zaia, che l'intera popolazione sia vaccinata, avremo solo 22 ricoveri in terapia intensiva. È la Marca Trevigiana, la provincia veneta, che registra rispetto al report di ieri il maggior numero di nuovi positivi, poco più di 900, a fronte di oltre 8.700 tamponi. Di fronte a questi numeri l'USL 2 ha deciso di implementare da lunedì il Covid Point di Oderzo. Oggi chiaramente sta chiudendo a mezzogiorno l'una, lo porteremo fino alle 17. Aumenta anche il carico ospedaliero nella Marca con 247 persone ricoverate, di cui 18 in terapia intensiva. Intanto ieri al Covid Hospital del San Camillo sono arrivati i primi 5 pazienti, altrettanti sono attesi nelle prossime ore. Sotto pressione anche il 118 con un incremento di chiamate per Covid ma anche per le prime forme influenzali. Le aree mediche infatti in questo momento sono occupate soprattutto da pazienti over 70 ma anche 45-50enni con forme influenzali e parainfluenzali. In questo quadro generale importanti sono i dati elaborati dall'USL 2 sull'incidenza dei ricoveri per 100.000 abitanti. Sono stati l'incidenza per 100.000 sono stati nel 2020 29,2, ok? Questa è la media ovviamente. Nel 2021 di non vaccinati sono stati 28 su 100.000, quindi molto vicino al 2020. I vaccinati invece sono solo il 7,7 su 100.000. Quindi questa è la chiara evidenza di fronte a tutti, di fronte ai Novax, di fronte al mondo, che la vaccinazione funziona. Altrettanto significativi i dati dell'incidenza settimanale dei casi di positività per 100.000 abitanti. Nel 2020, cioè il periodo difficile, è stata di 912,6 su 100.000 abitanti. Nel 2021 i non vaccinati sono stati 519,6, mentre per i vaccinati solo di 275. Diciamo che abbiamo avuto meno casi, meno positività e soprattutto quello che è importante, abbiamo avuto ovviamente meno ricoveri. E sul fronte vaccini l'83,5% dei trevigiani ha completato il ciclo vaccinale, ma l'US spinge ulteriormente sulla campagna di immunizzazione e da sabato 11 dicembre saranno a disposizione per le terze dosi 4 nuove sedi vaccinali in strutture private convenzionate, 2 a Castelfranco, una a Conegliano e un'altra a Godega di Sant'Urbano.
Si era vantato in diretta alla radio di essere andato al supermercato con 38 di febbre e adesso si trova ricoverato in terapia intensiva, intubato e non risponderebbe alle cure. È la parabola di un Novax del mantovano Maurizio Buratti, meglio conosciuto come Mauro da Mantova, grazie alla trasmissione radiofonica di Radio 24 La Zanzara, di cui è ascoltatore e dove interveniva spesso in diretta per lanciare le sue provocazioni, non ultime quelle contro il vaccino anti-Covid. L'uomo, come ha riferito Giuseppe Cruciani nel corso della sua trasmissione, dopo che le sue condizioni sono peggiorate, è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale veronese di Borgo Trento, dove è stato appunto intubato. Il prefetto di Padova ha deciso sulle manifestazioni Novax e No Green Pass, deciderà di volta in volta la questura. Per la prossima manifestazione in programma sabato pomeriggio niente corteo. Sarà il questore Antonio Sbordone, così come stabilito dal prefetto Raffaele Grassi, ad autorizzare o meno, e volta per volta, le manifestazioni dei Novax No Green Pass a Padova. Dovranno svolgersi, scrive il rappresentante del governo, in un contesto rispettoso della salute pubblica, dell'ordine e della sicurezza. La prossima manifestazione autorizzata si svolgerà quindi sabato 11 dicembre alle 15. Sarà statica in piazza Sartori, da dove ha preso il via l'8 dicembre l'ultima protesta in movimento. Questo è il prefetto che valuteranno di volta in volta, capiscono, però sì, ovvio, c'è democrazia, si può fare, per carità, basta che non riempiamo terapia intensiva in continuazione, però alla fine sono responsabili non solo delle persone, anche di loro stessi che fanno, perché anche loro si contagiano, per cui penso che sia un dovere da parte mia fare questa attenzione. Quindi potrebbe essere un provvedimento temporaneo, sindaco, finché c'è il Natale? Questo è un periodo particolare, c'è troppa gente, per fortuna c'è molta gente, la città è bella, viva, per cui in questo periodo qua è molto delicato. Chiaro che da gennaio cambia, però siamo attenti. Quindi la sanità e la salute prima della libertà di manifestare. Non ha paura delle critiche? Sono abituato. Critica più, critica meno, io devo pensare alla salute dei cittadini. Oltre ad ascoltare la voce del sindaco, a motivare la decisione del prefetto ci sono varie cause legate alla sicurezza. Le obiettive difficoltà di far rispettare l'obbligo di indossare la mascherina durante le manifestazioni, i disagi generati alla libera circolazione dei cittadini non manifestanti, il malessere diffuso tra i padovani per il continuo susseguirsi delle stesse. Restiamo a Padova con gli aggiornamenti dopo l'attacco hacker all'ULSS 6 che annuncia da questo weekend si parte con la graduale riattivazione dei servizi urgenti. Gli addetti alla cyber security stanno continuando a lavorare senza sosta. La task force che si occupa di risolvere le problematiche legate all'attacco hacker di venerdì scorso ai danni dell'ULSS 6 è impegnata 24 ore su 24. Oggi l'unità di crisi dell'ULSS Euganea ha definito un piano di progressiva riattivazione dei servizi a partire dal weekend, facendo particolare attenzione a quelli giudicati urgenti. Le priorità annunciate come obiettivi prioritari da ripristinare si parte dal pronto soccorso, anatomia patologica, laboratorio analisi, radiologia, servizi per le ricette dematerializzate, prelievi, approvvigionamento sangue. Intanto il lavoro procede senza sosta con riunioni quotidiane e bonifica di tutti i computer e forniture informatiche dell'azienda. Siamo alla cronaca. Dopo il trasferimento del fascicolo da Bologna a Vicenza c'era un indagato per la morte di Michele Merlo, cantante veneto la cui scomparsa lo scorso giugno aveva destato grande dolore. A 6 mesi dalla morte di Michele Merlo c'è un indagato. Nei giorni scorsi il fascicolo d'inchiesta, inizialmente aperto dalla procura a carico di ignoti, è stato trasferito a Vicenza da Bologna, dove il cantante è deceduto per un improvviso aggravarsi delle sue condizioni di salute. Secondo le prime informazioni, il reato contestato sarebbe quello di omicidio colposo in seguito a condotte mediche e l'identità della persona iscritta nel registro degli indagati sarebbe quindi da ricercare fra i dottori che hanno visitato Merlo in Veneto prima del crollo avvenuto in Emilia-Romagna. La famiglia del giovane ha appreso con soddisfazione questa notizia e ora i suoi cari e gli amici si augurano che si possa arrivare rapidamente a chiarire questa drammatica vicenda. Lo conferma anche l'avvocato Marco Dalben, che assiste la famiglia di Merlo. Non cambia assolutamente la posizione della famiglia, come i
genitori hanno ripetuto più volte, gli stessi non sono alla ricerca di un responsabile ad ogni costo, ma sono alla ricerca della giustizia. Se qualcuno ha sbagliato e se qualcuno poteva evitare il tragico decesso di Michele, ne risponderà secondo le norme dell'ordinamento penale e noi attendiamo fiduciosi che gli accertamenti che verranno condotti dalla Procura proseguano e facciano il loro corso. Ora la Procura Berica delegherà quasi certamente nuovi approfondimenti per ricostruire ogni singolo passaggio della vicenda. Si tratta di una banda armata malavitosa organizzata. Le parole del sindaco di Istra, Caterina Cacciavillani, commentando l'ultimo assalto in villa, quello accaduto ai danni dell'imprenditore del re delle calzature di lusso René Caovilla. Vogliamo dimenticare il prima possibile e non desideriamo parlarne. Parole di Paola Caovilla, moglie del re delle calzature Gioiello, dopo l'assalto in villa, ora trasferitasi nella residenza di montagna per riprendersi dallo shock. Rapinatori cordiali, definiti così dallo stesso imprenditore René Caovilla, i banditi armati che la sera del 2 dicembre lo hanno rapinato nella sua villa qui a Stra durante l'orario di cena. L'imprenditore e la moglie Paola avevano infatti inoltrato una fitta trattativa con i rapinatori dopo che quest'ultimi, armati di pistole con passamontagna sul viso, a cassaforte vuota pretendevano oro e monili, e così è stato. Consegnati gioielli, contanti e orologi di pregio per un valore stimato in diverse decine di migliaia di euro. Se ne sono andati fuggendo con il ricco bottino. Questa nella villa di Caovilla è la quarta rapina in meno di un mese nel territorio che si stende tra il veneziano e il trevigiano, con il sindaco di Stra, Caterina Cacciavillani, che parla di una vera e propria banda armata malavitosa organizzata. Colpiscono imprenditori di rilievo, imprenditori che hanno attività importanti, che quindi sono anche molto visibili, però evidentemente la malavita a questi livelli è organizzata in modo tale da riuscire comunque a colpire. Brutali aggressioni in centro a Vicenza, un trentenne è stato picchiato da una baby gang e derubato dell'auto. Accerchiato e aggredito da una baby gang mentre stava andando a recuperare la sua auto parcheggiata in Contrada delle Barche in centro a Vicenza. Brutta avventura per un trentenne che mercoledì notte, dopo essere stato assalito alle spalle, è stato scaraventato a terra e pestato con calci e pugni. Il ragazzo ha raccontato di essere stato aggredito mentre stava camminando in Contrada dei Proti da 3, forse 4 giovani che gli hanno rubato il cellulare e le chiavi dell'auto. La gang si è poi allontanata ed è riuscita a portare via anche la vettura parcheggiata poco lontano. Il giovane è stato medicato in ospedale per le ferite riportate e solo il giorno dopo ha denunciato l'aggressione in questura. La polizia è riuscita a ritrovare l'auto rubata dopo alcune ore in zona stadio. Ennesimo incidente nel tratto dell'autostrada A4, l'incrocio con A28 oggi dopo le 13:30 tra lo svincolo di San Stino di Livenza e l'allacciamento Portogruaro-Pordenone in direzione Venezia per il tamponamento di una bisarca da parte di un furgone. Ferito l'autista di quest'ultimo mezzo. I pompieri arrivati da San Donato di Livenza e Mestre hanno messo in sicurezza i mezzi e utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici hanno estratto il conducente del furgone rimasto incastrato nella cabina di guida. L'uomo è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM, stabilizzato e trasferito in ospedale. Naturalmente inevitabili le conseguenze per il traffico. Parliamo adesso della stretta green dell'Unione Europea sulle case. Sarebbero a rischio la vendita o l'affitto delle abitazioni che consumano troppo. L'europarlamentare della Lega Paolo Borchia dice: giù le mani dalle abitazioni degli italiani. Stretta dell'Unione Europea in chiave green sulle case, documento che sarà presentato la prossima settimana, ma le anticipazioni trapelate fanno già promettere da parte dell'europarlamentare Paolo Borchia l'alzata delle barricate. Si parlerebbe di niente vendita o affitto per tutti gli immobili che consumano troppo e non si metteranno in linea con le direttive dell'Unione.
Premettiamo che si tratta di un documento che verrà presentato la settimana prossima, per cui parliamo con tutte le cautele del caso. Ovviamente quelle che sono le notizie trapelate, che sono quelle pubblicate da diversi giornali, non ci fanno stare tranquilli. Secondo l'Enea il 35% degli edifici italiani si trovano in classe G, quindi parliamo di edifici un po' vecchiotti, vetusti, chiamiamoli così, e mettere fuori legge gli edifici in classe G costerebbe qualcosa come 120 miliardi in 10 anni. Il rischio è che molte case potrebbero essere tagliate fuori dal mercato immobiliare con conseguente impatto sulle famiglie. Poi addirittura l'approccio di impedire la vendita o l'affitto, chiaramente ci rendiamo conto che andrebbero a mettere in crisi tantissime famiglie che magari negli anni hanno investito per cercare di lasciare in eredità ai figli piuttosto che ai nipoti un immobile. Per cui da questo punto di vista sia come Lega sia personalmente a Bruxelles faremo le barricate, perché questo è un approccio totalmente punitivo che non ha nessun senso e non permetteremo che venga portato a termine. L'efficientamento degli edifici è indispensabile, conclude Borchia, ma serve riflettere su tempi e investimenti. Si sono finti vaccinandi in attesa della terza dose, poi a mezzogiorno si sono alzati in piedi e si sono esibiti per mezz'ora a sorpresa tra lo stupore degli utenti e la commozione degli operatori sanitari. In incognito possiamo vedere le immagini. Il coro della Fenice ha espresso oggi il suo grazie e sostegno alla campagna vaccinale dell'Ultra Serenissima. Il tabellone elettronico che indica gli utenti in attesa il loro turno. Sentiamo le immagini. E poi avete sentito poi il tabellone elettronico che indica gli utenti in attesa il loro turno per sottoporsi alla vaccinazione. Ha svelato invece di chi si trattava ed erano appunto il coro della Fenice. La scritta che è apparsa era grazie sanitari, firmato La Fenice. Alcuni componenti del coro si sono poi realmente vaccinati, compreso il sovrintendente Fortunato Ortombina. L'inno nazionale è esploso a sorpresa con le voci magiche del coro, ha detto il direttore generale dell'azienda Contato. Ci ha fatto venire i brividi, non ci poteva essere ringraziamento più nobile e più toccante. Continuiamo a parlare di musica, di un altro tipo di musica, è quella della band di Cornuda che si è aggiudicata il terzo posto alla finale di X Factor 2021, sono i Bengala Fire. Tante le emozioni per la finale terzo posto ad X Factor 2021 dei Bengala Fire. Mario, Borto, Orso e Lex sono loro la band di Cornuda che ha fatto sognare grandi e piccini di tutta la città manche dopo manche, puntata dopo puntata. Partiti dalla sala prove comunale del paese sono arrivati nel palco musicale più importante d'Italia con la loro musica indie rock d'altri tempi e un istinto artistico tipico delle rockstar. Ed è da qui, da questa stanza, che tra musica, bassi e batteria è iniziato il grande sogno. Hanno registrato qui, proprio alle mie spalle, il provino con il quale hanno partecipato alle primissime selezioni per X Factor, il programma che ieri sera li ha visti appunto classificarsi terzi. E sono tante le tracce lasciate dalla band, pronta a tornare qui, a casa. Questi sono gli amplificatori dei Bengala.
questo mi pare che sia di Davide, questo di Mattia. Questo dovrebbe provenire dalla taverna del papà di Mattia. Detto Mario, ma per noi è Mattia. Lì vediamo l'adesivo, uno dei primissimi, il simbolo dei Bengala Fire, uno dei primissimi del loro primo logo. E ieri sera per la grande finale una città in subbuglio, con il solito ritrovo del fan club nel bar centrale e per i più intimi una gita alla Sago Forum di Milano. Siamo partiti qui da Cornuda alle 14, siamo arrivati al Forum del Sago, abbiamo cenato tutti insieme in compagnia con le triple vin rosso come avevamo promesso a Manuel Agnelli e poi siamo entrati al Forum dove abbiamo assistito ad una serata spettacolare sotto tutti i profili, tutti gli aspetti. È un grande orgoglio, ma comunque siamo contenti intanto per i ragazzi che hanno realizzato un loro sogno e per le famiglie anche, perché le famiglie erano sempre sostenuti fin dai primissimi concerti, ancora quando erano adolescenti, quindi credo che sia stato anche per loro un risultato appagante, ma anche per la comunità. Ieri sera sentire Manuel Agnelli citare il nostro paese davanti a un pubblico di milioni di persone, ha fatto sicuramente un grande effetto sulla nostra popolazione. In chiusura vi ricordo la nostra rubrica, il tuo presepe che torna puntuale anche quest'anno. Voi telespettatori potrete raccontare con le immagini la vostra creazione. Manderemo in onda i video che invierete al numero di WhatsApp che vedete in sovraimpressione 351 1755 340. Ci raccomandiamo che i filmati siano della durata di almeno 20 secondi e le riprese fatte in orizzontale. Specificate il vostro nome, cognome e il vostro comune di residenza. Potete anche registrare i vostri auguri ed una breve descrizione del vostro presepe. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Casa Cazon, profumi e sapori in una fetta di Veneto. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in aumento, un'imponente rimonta anticiclonica si impadronirà dell'Europa occidentale e dunque anche del nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto possiamo vedere la grafica di sabato 11 dicembre che ci mostra una situazione buona. Avremo infatti un ampio soleggiamento, qualche addensamento al mattino ma senza ulteriori conseguenze. Cielo più sereno a partire dal pomeriggio. Venti moderati da nord-ovest. Temperature con andamento irregolare, minime sui -4 gradi a Belluno, altrove intorno allo 0, massime invece tra i 6 e i 9 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove prevale il sole con cielo limpido o poco nuvoloso, anche qui non sono attese precipitazioni. Temperature minime tra -3 e 5 gradi, massime sui 7-8 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo bel tempo ovunque, sarà soleggiato, insomma nulla di particolare da segnalare. Temperature minime tra -2 e 0 gradi, massime sui 7-8 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3. Casa Cazon, l'arte di fare i salumi, viene da molte fette fa.